di tutto il circolo e direi che ci auguriamo tutti che almeno la conoscenza quest'anno sia con noi. Comunque questa sera proseguiamo con la nostra fisica, che è il tema di quest'anno, e abbiamo come ospite con noi il professor Sabino Matarrese. È attualmente professore ordinario su astrofisica e cosmologia dell'Università di Padova e, come tutti i nostri precedenti ospiti, sicuramente è uno studioso di alto livello con numerosissime pubblicazioni anche a livello internazionale. E sapete che a me piace conoscere perché questi professori che raggiungono questi livelli così alti di studi e di approfondimenti sono spinti a iniziare questi studi. A me interessa in particolare perché mi piace coinvolgere i giovani e quindi magari penso che chiedere a questi professori perché hanno scelto possa dare uno spunto anche ai ragazzi che vedo sempre più numerosi, per cui facciamo del bene, diciamo così anche per voi. Allora, perché il professore ha iniziato a studiare astronomia? Ma qui lo dico con una punta d'orgoglio, concedetemelo, perché la madre era laureata in fisica, quindi ragazzi quindi è cresciuto in un ambito scientifico che sicuramente l'ha spinto verso approfondire materie di natura scientifica. Quindi si è iscritto ad astronomia a Padova e quindi lo studio in cosmologia, cosa che sarà l'argomento di questa sera. Argomento di questa sera perché negli ultimi 30 anni di fatto, quindi materia giovane, fresca, ancora tutta da approfondire, si studiano gli ingredienti dell'universo, del nostro cosmo. E tra questi ingredienti ci sono appunto i cosiddetti materia oscura, energia oscura, che non è oscura perché non si conosce, ma semplicemente perché non riusciamo a vederla. Da qui anche la difficoltà appunto di studiarla adeguatamente. Come al solito io mi fermo qui per non rubare tempo a chi deve occupare sicuramente tutta la nostra attenzione. Lascio la parola al professore. Innanzitutto devo ringraziare gli organizzatori per questo bellissimo evento. A me personalmente piace moltissimo girare l'Italia incontrando delle persone incuriosite dalla ricerca scientifica, da quello che succede nella scienza, cosa che in parte si riesce a conoscere attraverso i programmi divulgativi, ma credo che anche questo tipo di occasioni siano estremamente utili. Allora, cominciamo con dire una cosa. Che cos'è la cosmologia? Diciamo subito. Questa domanda è quella con cui iniziano normalmente i corsi a Padova, perché anche gli studenti di solito non sanno che cos'è la cosmologia. Per cosmologia si intende la scienza che studia l'universo, il cosmo, nel suo insieme. Okay? Quindi viene ritenuta una parte dell'astrofisica, dell'astronomia, ma una parte che in qualche modo comprende tutto. Quindi studia l'universo nel suo insieme, significa come si allontanano da noi le galassie, per esempio, come sono nate le galassie, quindi anche la storia dell'universo e eventualmente anche il futuro dell'universo, cioè si fa anche delle domande su quello che si ritiene che possa accadere nel futuro. Quindi descrizione globale, senza stare troppo attenti ai dettagli, come si usa dire, non ci interessano più di tanto i pianeti, per esempio. Va bene, ovviamente sono parte dell'universo, ma sono una cosa troppo microscopica perché possono essere studio della cosmologia. D'altra parte, la cosmologia dà, come dire, le condizioni ambientali che hanno consentito la formazione del sistema solare, dei pianeti, eccetera, eccetera. Va bene? Quindi capite, diciamo, che i confini sono piuttosto labili perché in qualche modo è un po' la scienza del tutto. Perché fisica e cosmologia? Questa è la seconda interessante domanda. Perché storicamente l'astronomia ha proceduto in maniera spesso diversa dalle altre parti della fisica. Tant'è vero che i miei fratelli fisici hanno sempre avuto un certo scetticismo sul modo di fare ricerca dell'astronomia. Io sono una persona un po' strana, mi sono laureato in astronomia, però poi mi sono spostato subito a fisica e sono sempre stato al confine tra la fisica delle particelle elementari e l'astronomia, quindi sono un buon campione, diciamo, di questa situazione di ambiguità e di ponte. Questo scetticismo però è andato via via scemando negli ultimi 10-20 anni perché
Da entrambe le parti si è sentito bisogno dell'altro partner. Quindi la fisica, in particolare la fisica delle alte energie, ha capito che l'universo poteva essere un meraviglioso e unico laboratorio per sondare la veridità delle sue teorie, e l'astrofisica, d'altra parte, ha posto delle domande la cui risposta può solo venire dalla fisica delle particelle atomiche. Tant'è vero che si è teso a inventare un nuovo termine che a me personalmente non piace, ma che si usa molto, che è fisica astroparticellare. Avete avuto, credo, l'ultima conferenza del professor Masiero, che oltre ad essere mio collega anche un mio amico, e veniamo dalla stessa città di Vicenza, anche se lui ha tradito Vicenza ed è passato a Padova recentemente, e diciamo, lui è, diciamo, un fautore di questa fisica astroparticellare. Lui ha un'origine particellare, io ce l'ho più astrofisica, ma ci incontriamo spesso e volentieri, diciamo, non soltanto in corridoio, perché siamo allo stesso corridoio del Dipartimento di Fisica, ma anche dal punto di vista della ricerca. Benissimo. Il sottotitolo di questa conferenza è Le componenti oscure dell'universo. Allora, cosa vuol dire componenti? Mi domandavano. Componenti vuol dire appunto gli ingredienti. L'universo è fatto di una serie di, tra virgolette, ingredienti. Alcuni di questi li conosciamo molto bene e li chiamiamo materia ordinaria. Va bene? La materia ordinaria è quella di cui siamo fatti noi. Noi siamo fatti di particelle elementari. Tra queste particelle ci sono i protoni, i neutroni, gli elettroni, eccetera, eccetera, va bene? E questa è la materia ordinaria, incluse quelle particelle meno note e più sfuggenti come i neutrini, per esempio, qui forse vi hanno parlato. Questa per noi è materia ordinaria, banale, diciamo così. Oltre a questa materia ordinaria, però, nell'universo ci sono altre particelle e altre forme di energia, vedremo, che non soltanto sono presenti, ma drammaticamente, oggi diciamo, sono il 96% dell'energia totale. Okay? Questo significa che di ciò di cui è composto l'universo oggi conosciamo pochissimo. Conosciamo queste cose indirettamente, tanto è vero che con molta tranquillità e sicurezza tutti diciamo che ci sono, ma non le vediamo. E perché non le vediamo? Perché oltre alle forme tradizionali di osservazione, oggi l'astrofisica ha altre forme di osservazione molto interessanti, diciamo più avveniristiche se vogliamo, che ci permettono di sapere che esistono alcuni ingredienti anche se non abbiamo un'evidenza, come dire, luminosa, per capirci. Tanto questa immagine è un'immagine di cui sono molto orgoglioso, è il cielo a microonde, come si dice, bene? Il cielo visto nella banda delle microonde, che probabilmente conoscete per altri motivi, da satellite Planck. Scusate. Io devo dire una cosa, nonostante abbia suonato e cantato in un gruppo rock per molti anni, non ho mai imparato a usare bene il microfono, quindi diciamo, correggetemi, fatemi segno quando mi allontano troppo dal microfono. Allora, questa immagine è un'immagine, diciamo, poco significativa scientificamente, se non ve la potrei mostrare, ottenuta da quello che si chiama il satellite Planck dell'Agenzia Spaziale Europea. Satellite Planck, diciamo, che ha un grande team attorno di persone che lavorano per questa serie, tra cui il sottoscritto, e che da circa 2 anni sta facendo osservazioni nel cielo, sta raccogliendo pixel per pixel, come si dice, quindi diciamo piccola zona per piccola zona, l'intensità nelle microonde, e poi sviluppa queste informazioni e le possiamo mettere su una mappa di questo tipo che rappresenta tutto il cielo. I diversi colori sono diverse temperature. Nella parte centrale vedete quella parte luminosa, quella è la nostra galassia, ok? Quello è il piano della galassia in cui viviamo. Le parti sopra e sotto invece sono delle parti, diciamo, più perpendicolari al piano della nostra galassia, quella che si chiama Via Lattea. Bene? E il piano è esattamente quello che noi chiamiamo Via Lattea, che sappiamo tutti quanti, si può vedere nelle notti sufficientemente scure. Allora, questo è un'immagine abbastanza banale in cui, diciamo, sempre nel cielo sono stati tracciati dei puntini colorati che hanno a che fare con le posizioni delle galassie. La faccio vedere a scopo puramente illustrativo perché è rappresentativa, diciamo così, del vecchio modo di fare astrofisica, non che sia desueto, non che si usi più, ma diciamo è il modo tradizionale, ma ormai abbiamo a disposizione degli altri modi di fare astrofisica, diciamo, bene? Questo invece è un disegnino che è stato fatto dal team della NASA e che vuole far capire come un altro satellite, il precursore di quel Planck di cui ho parlato, che va sotto il nome WMAP, vedete a destra, diciamo, è un piccolo satellite
W sta per Wilkinson, è una persona che aveva iniziato gli studi, poi è morto poco prima della presa dati, si è deciso giustamente di titolare a lui questo satellite. MAP sta per Microwave Anisotropy Probe, prova delle anisotropia vuol dire differenze di temperatura da direzione a direzione diciamo nel fondo del microonde, e l'idea è che questo satellite, guardando la temperatura nelle varie direzioni del cielo, ottiene informazioni sulla storia del cosmo. Quindi questo per il disegnino, diciamo, c'è l'idea che a destra c'è il tempo attuale, a sinistra invece vedete, tra virgolette, l'origine del tempo. Quindi questi satelliti servono ad avere informazioni preziosissime, uniche, non soltanto sul presente, ma soprattutto sul passato, sulla storia dell'universo. Tenete conto di una cosa estremamente importante. In fisica tutti sappiamo che i segnali diciamo, ci raggiungono con una velocità finita. Okay? Questa diciamo, è la grande conquista della relatività da quasi 100 anni a questa parte. Okay? Questo significa che cosa? Che se io guardo qualcosa di distante, questa cosa distante ha mandato il segnale nel passato. Okay? Quando io guardo voi, okay? Io vedo voi un attimo fa. Okay? Quando io vi parlo, voi ricevete un messaggio da me che è partito un attimo prima di quando voi lo ricevete. Ovviamente su piccole distanze è abbastanza irrilevante la cosa. Su distanze astronomiche e ancora più su distanze cosmologiche, questo fatto è assolutamente drammatico. Quindi noi vediamo il passato. Okay? Questo è molto importante. Quindi tanto più potenti sono i nostri telescopi, tanto più andiamo indietro nel tempo. Primo problema. Secondo problema, ci sono poi, come dire, delle coltre in qualche modo che ci impediscono di andare oltre una certa distanza. È come se diciamo, ci fosse una nube, bene? Dentro la nube non riusciamo a vedere, però abbiamo degli strumenti o ci sono delle particelle che sono in grado di passare attraverso queste nubi e quindi ci danno informazioni che vengono dal di là di queste nubi. Okay? Quindi in cosmologia noi riusciamo ad avere informazioni formalmente fino a distanze infinite. Formalmente. Poi ci sono dei problemi pratici, ma insomma non sono problemi pratici enormi. E quindi questo diagramma per dirvi che noi riusciamo a vedere, ad avere informazioni che ci narrano come è stato fatto l'universo in tempi enormemente lontani nel passato. Cosa vuol dire enormemente lontani nel passato? Per capirci vuol dire miliardi di anni fa. Miliardi di anni fa. Ok? Questa è la cosmologia. La cosmologia si interessa molto di quello che è successo nell'universo miliardi di anni fa. Una delle tecniche che vengono utilizzate per avere queste informazioni è il cosiddetto effetto Doppler. Mi piace raccontare questo effetto Doppler perché nel 2003, mi ricordo, fui invitato a una commemorazione di Doppler che ci fu a Venezia, e ci fu questa commemorazione di Doppler a Venezia. Forse voi sapete cos'è l'effetto Doppler, è quella cosa che insomma, si usa moltissimo, per esempio si pensi alle risonanze Doppler, ma non solo questo, ma quando arriva un treno, per esempio, sapete che diciamo, in arrivo il suono è più acuto, quando si allontana diventa più grave. Bene? Quando arriva un'ambulanza, sapete che appunto voi riuscite a capire se sta arrivando o sta allontanando sulla base proprio di come è fatto questo suono. E Christian Doppler era un fisico austriaco, nato a Salisburgo, il quale morì a Venezia. Infatti questa commemorazione fu a Venezia. Morì a Venezia nel 1853, quindi nel 2003 si decide di fare questa commemorazione. Morì di tubercolosi, tra l'altro. Lui aveva un problema ai polmoni, viveva a Vienna, venne consigliato di andare a Venezia per trovare un buon clima, idea non particolarmente geniale, di verità, e morì di tubercolosi a Venezia.